No, I'm not a writer. Ecco, ste confidenze qua così, il cane si è andato in braccio dell'Alessia. Dici, ma sì, sono un cane coccoloso io. Lei ti ha fatto anche il buco ormai. Allora, lago. Eccoci quasi arrivati, ringraziamo. Cane Grazie, pericoloso capo. che si è accomodato in braccio mio. Andiamo al lago. Bene, allora aggiorniamo l'amico Fritz a casa. Noi siamo, a parte di serve di benzina, vabbè, quello non è un problema, siamo quasi arrivati. Abbiamo finito l'acqua e i distributori, galleria, i distributori non avevano l'acqua, cioè ci siamo fermati solo a uno di quelli da me puntinati. In passato ce l'aveva e stavolta aveva chiuso il rubinetto. Allora adesso ce la prendiamo dal torrente, anche massa, wild. Io non so se il mio campierino gli è mai entrata l'acqua del wild. C'è sempre acqua da rubinetti. Una macchina in due tipo. Mi piace questa galleria. È simpatica questa galleria. Molto buia e spaventosa. Un po' vintage. Allora, lì qualcuno fa. Arco Attenzione, trasporto carichi speciali. Sono io il carico speciale. Guarda la destra. Sì, sì. E a sinistra. Che bella, non potevi vedere. E allora io volevo fermare Madame qua, che adesso qua c'è, eccolo là il parco, metterci lì in riva al lago, però a questo punto andiamo direttamente dall'altra parte, che è l'altro lago dove dormiamo. Si stava bene così. Quindi quelle cose lì no, ma niente corrente, no, sembra cosa per i camper. Era una cosa camper. E c'erano quelle colonnine blu. Dai. Brighelli. Emi, che dici? Gatto? Long. Questo è grosso. Adesso io. Era pieno di gelati. Vabbè. Avevamo parlato prima, non avevamo gelato. Avremmo risolto il problema. Sì, smazzolato il camper, però risolto il problema del gelato. Cioè, Vabbè, abbiamo il prosecco. ci accontentiamo del prosecco in riva al lago. Sai che è una cosa più tipica nostra, una cosa più veneta. Buo. Praticamente mi hai trasformato in un drone. Sì. Il mio drone tetone. Galleria, vai zia. Proprio vigile qua, se vuoi la verità. Sono una bugia, sono raggi di sole che si sciolgono. Pip. Normale, un rubinetto anale, però. Oh, la deve faltare, che simpatica cosa. Allora, intanto vediamo se non si è alzata l'acqua. Allora, già vedo una macchina e quindi un buon segno. Ecco là ci mettiamo. Io come si è asciugato? Vabbè, tanto. L'acqua che te la prendi? No, era al laghetto qua, no? Adesso è la torrente. Adesso io smonto e vediamo quel cazzo là come è messo dopo il porca troia. Ah, ottimo, ho capito tutto. Cioè, è tradotto in iurese, vuol dire adesso scendo, vedo com'è il pavimento perché ci ho pinzato. Guarda che bello che c'è la neve anche là. Domani andiamo dentro di qua che c'è una roba faiga che ti faccio vedere. Anzi, forse non scendo neanche, vediamo com'è. No, scendo. Allora, mi metto un po' qua in mezzo a Ugazza. Cioè mi lasci qua in mezzo all'incrocio? Sì. Figo! Sì. Emi, ci vuole sbarazzare di noi? No, Cioè ci ha abbandonato. Vieni qua Emi. Guarda. Io e te da solo. Bon, l'hanno tolto. C'era un masso che mi ha pinzato. Guarda quelli che fanno le zozzerie in mezzo alla strada. Se non fate i zozzoni, brutti porconi, vengo là, vi tiro fuori. Il pene vi tiro fuori. Ah, questa roba qua col cazzo. Oh, mamma mia, Emi. Piano, Sì. così.
fammi pensare, no, mi pincio proprio in riva qua, raga, massa. E dopo per salire rally domani mattina, dai. Ma hai paura, Bielo? Ma hai paura? Aiuto! Ma hai paura? Ruote sopra i sassetti, tac, l'experience insegna. Prima, freno a mano, tac. Scorreggino, no, c'è la tosa e vabbè, basta, spegni. E come si... Cioè, Yuri, non puoi darmi le cose che io non so. Porco cane. Ok, mentre l'Alessia impreca che lei non si toglie da Uaz, noi vediamo dove abitiamo oggi. Oggi abitiamo... Boom! A qua! Cioè, buono come abitamento. E... Come si toglie il cane dall'imbraccio? Adesso te la chiamo. E dopo domani vedi. Allora diciamo che adesso noi bruti alcolizzati andiamo a ciavarci il prosecchino in riva al lago. Purtroppo non possiamo portare l'amico Fritz perché è buio pesto, infatti noi andiamo col faretto fino al lago, dopo spegniamo il faretto e spero di vedere, no, perché è buio pesto qua. Si vedono solo le stelle. Sì, neanche una luce di una casa, niente, bello, molto guai. A cazzo ti sei perso la sgommatata di prima salendo, la sgommatata a livello prova, vabbè. Adesso magari domani dai andando via. Dimmi che sei combinato, Niente, sto guardando. hai fatto le cose? Mi hai preso la mia droga. Cos'è la tua droga? Vuoi il tuo prosecco? La mia droga sei tu prima. Eccoci ragazzo, fantastica avventura. Praticamente adesso andiamo a prenderci l'acqua dove abito, a qua, nel torrente. Ciao cane col collare a LED. Non ti si vede, aspetta. Questo cane, aspetta che attento il collare del mio cane è pericoloso, molto pericoloso. Che bel collarino che abbiamo, siamo dei cani techno hardcore adesso. Dai andiamo, vai, ciapa il gatto. Eccola là, bellissima. Puoi anche cambiare colori. E adesso come si attacca? Oh cazzo, perché siamo guarda che è pieno. Tu non le vedi, è strapieno di stelle dietro le montagne, è bellissimo, stupendo. Colpa della GoPro comunque, no colpa mia, io inquadro ma boh, vamos. Oh. Là è fonda, però non si arriva. Fantastico, bellissimo ragazzi. Altro che distributori di benzina, cioè questo è il livello pro. Tanto abbiamo calcolato un pochino, ce l'avevamo perché abbiamo svuotato questi e ci prendiamo altri 20 litri e siamo a posto. Pensavo anch'io, Amy. Ciao Amy. Sì. Amore bello. Ovviamente dove ce l'ho in mezzo alle gambe. Beh, potrei sedermi visto che oggi l'ho tenuta in braccio durante il viaggio, giusto? Sì. E si carica così però. Ci voleva un pezzo più fondo. Vabbè. No, non vabbè. Qua mi sembrava più fondo di tutto. Ma lì c'è il buco tra le rocce, no? Sì, qua vai bene. Zio Wild. Ciao cane pericoloso. Ah, dove vai in acqua, amore? È fredda l'acqua, senti che ghiacciata. Ma sì. Bevi, dai, bevi. Dai, in acqua. Questi cani pericolosi. Dopo proviamo questa che è il regalo di Mario, di quando siamo andati. Dove che siamo andati? Ah, là vicino. Punta Sabbioni. Ecco. Il piedino dentro l'acqua. Questo è il prosecco che inizia a fare effetto. Tieni Gioia. Punta Sabbioni? Nell'area Punta Sabbioni con Mario che mi raccontavi. Dove c'è il Mose Punta Sabbioni? Il Mose in mezzo all'acqua. Buono cazzo. Molto buono. Sì dai, dove abbiamo ordinato la pizza da sport quella volta al faro di Punta Sabbioni. Ara Mario che roba wild, Aspetta, ma non tocca ancora la Totanica, tocca dopo. Chiediamo scusa per le riprese un po' vibranti, ma il freddo c'è, si sente. Oh, adesso proviamo a Tanica del Mario. Che bella che sei Amy col tuo LED, tutta techno hardcore così, No, poi Farò un imbriago.
cane hardcore. Manca la boh, musica truzza. Per quella ci sono io. Allora, vediamo come funziona. Mario, non capisco. Mario. Ah, forse in verticale. No, neanche. Aspetta, così, ecco, adesso si è cosetta un po'. Devi lasciargli entrare anche un po' d'aria forse. Acqua e aria. Adesso è un carburatore. Porca miseria. Botanica fisarmonica. Ma non entra. Perché devi lasciare un po' fuori che entra anche un po' d'aria, come si può spiegare? Sì, ma Ecco, così. dimmi Amy, cosa c'è? Sto prendendo l'acqua. Ma non sto uccidendo nessuno, non c'è nessuna preda da sopprimere qua. Metà. Casomai facciamo un altro giro domani, dai, se ci serve. Che dici? Sì, tanto non dobbiamo mica berla, abbiamo prosecco da bere. Beh, l'acqua da bere ce l'abbiamo. Vinello e prosecco nella cantina, nel camper cantina e via. Andiamo cane, che ho anche pucciato la scarpina dentro l'acqua, quindi è meglio che mi metto stamattina. Aspetta, com'è? Tu non Allora. hai le scarpe da wild e io questa volta ho le scarpe da wild. Ecco. Guarda che ho messo la... guarda. Bellissimo cazzo. Sto nostro. Cazzo figata. Vai, dammene pure un'altra. Tieni quella di Quella da Mario. Mario. Quale vuoi? Ecco qua. L'hai presa? Quella di Mario. Sì, vai. Vai. Tec. Cambia il corpo qua. Sto perdendo. Guarda la casetta nel nulla là con la lucetta, che bella. Vai avanti perché non sono in una posizione comodissima. Cazzarola. Sto anche perdendo i pantaloni. Bello fuori casa. Guarda che ombra grande che ho. Dov'è? La vedi solo tu? È andata via. E l'ombra ce l'hai in corpo? Anche. Oltre. Stacca, eccola. Missione water completata. Well done. Camper delle zoccole praticamente, sembra Yuri. Oh yeah. Lemming. Brava. Cuccia, vai a Cuccia. Bravissima. Number one. Mi hanno rubato la porta. Allora, e adesso facciamo vedere una cosa, diciamo il metodo alternativo wild per caricare l'acqua. Allora, come rifornircela hai visto, no? Come caricarla, perché non sempre magari trovi il distributore, capito, dove attaccarti con la gomma all'esterno per caricare il camper. E allora guarda qua, sotto il mio bellissimo divanetto, dove c'era un altro pannellino di legno e il piccio fono assorbente per non sentire la pompa dell'acqua, noi tiriamo su